Il castello di San Martino della Vanezza si trova a Cervarese Santa Croce in provincia di Padova ed esattamente lungo l'argine del fiume Bacchiglione, ai confini tra il territorio padovano e quello vicentino. E fin dall'antichità ha rappresentato un importante centro di difesa militare, acquisendo da subito grande rilevanza sia dal punto di vista strategico che mercantile. Il maniero si erge su di un appezzamento di forma oblunga e di piccole dimensioni che in dialetto fin dal Medioevo viene detto Vanessa, dove poco lontano esisteva un'antichissima chiesetta dedicata a San Martino, da cui il nome del baluardo. Per risalire all'origine del piccolo fortilizio dobbiamo trasportarci sino all'anno 1000, epoca in cui i documenti d'archivio menzionano la presenza di una palizzata lignea e di una torre di avvistamento sorta per controllare questo delicato territorio di frontiera. Risparmiato dalle devastazioni perpetrate da Ezzellino da Romano, fu donato nel 1324 dal comune di Padova alla signoria Carrarese, che innalza la torre ai 27 metri attuali, edifica i 2 corpi di fabbrica laterali, i camminamenti di ronda e ricostruisce il muro di cinta in pietra di trachite. Quale residenza del comandante del castello e di tutto il campo militare, la torre fu organizzata come un vero e proprio alloggiamento, distribuito su 6 piani. Il complesso presenta ancora le tracce delle tecniche costruttive atte alla difesa, come le feritoie alte e strette al piano terra del recinto o la garitta di guardia sul lato meridionale. Il castello fu sempre invincibile e, come ricordano le fonti, cadde solo per tradimento, diventando così proprietà del demanio veneto. Il 1405 fu l'anno in cui i veneziani trasformarono il castello in un vero e proprio centro commerciale, sviluppando un florido e funzionale porto fluviale. L'attività principale consisteva nello smistamento di semilavorati di legno provenienti dai boschi limitrofi, occorrenti ai cantieri veneziani. Si assistette inoltre alla nascita di piccoli borghi, dove si affacciarono le prime osterie che svolgevano le loro funzioni commerciali sia all'interno del castello sia nelle sue immediate vicinanze. Con la caduta della Serenissima, il castello visse un periodo di abbandono e dopo alcuni passaggi di proprietà, nel 1978 fu donato dagli ultimi proprietari, gli Antonini Papafava dei Carraresi, al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei e quindi alla provincia di Padova, che ha promosso un'importante opera di recupero trasformandolo in museo archeologico della civiltà fluviale del Bacchiglione, dove sono conservati reperti preistorici dell'età del bronzo, canoe fossili, reperti romani, ceramiche e strumenti domestici medievali e una raccolta di carte fluviali e idrografiche del territorio padovano. Il castello di San Martino, al pari di altre fortificazioni, cela misteri e leggende. Una credenza popolare scorge alcuni tratti del paesaggio ispirati al castello sullo sfondo del capolavoro del Giorgione La Tempesta. Altri racconti narrano di figure leggendarie che con le loro storie, forse vere o forse solo immaginate, rendono ancora più misteriosa l'atmosfera che pervade San Martino. Nelle narrazioni tramandate, il castello è lo scenario di una vicenda legata alla vocazione commerciale che vede protagonista una giovane ed intrepida donna, sostenitrice degli ideali rivoluzionari che nel 1848 sconvolsero gran parte dell'Europa. Conduceva l'osteria sorta fra le antiche mura del fortilizio, organizzando nel periodo dell'occupazione austriaca il trasporto clandestino da una riva all'altra del Bacchiglione dei patrioti e cospiratori che per evitare la cattura dovevano sfuggire dalla polizia austriaca. Tra cronaca e leggenda si confonde un'altra storia, la cui protagonista si chiama Bice, una donnetta schiva e taciturna che abitava in solitudine in un tugurio attiguo al castello. Tutti i giorni Bice entrava di nascosto nella torre attraverso una porticina di cui lei sola possedeva le chiavi. Fra le mani una brocca e chissà cos'altro celato tra le pieghe delle vesti. Chi o cosa era nascosto tra quelle mura? Un mistero che fece gravare sulla povera donna l'accusa di stregoneria. Venne il giorno in cui non fu più intravista al suo abituale appuntamento alla Torre del Maniero. La gente del villaggio si fece coraggio ed entrò nella sua dimora, trovando la povera donna morente, riversa in un pagliericcio. Bice
chiese di essere portata al cospetto della torre, dove volse il suo ultimo sguardo. Solo in quel momento la gente del villaggio vide per la prima volta il rosseggiare di un magnifico roseto. La notte scende silenziosa. L'attrezzatura è stata posizionata e noi siamo pronti per questa lunga notte di indagine. Castello di San Martino della Vanezza, Cervarese, Santa Croce, in provincia di Padova. Siamo nella sala detta Carrarese. Esperimento di metafonia radiofonica. Davanti a noi c'è la radio sintonizzata sulle onde corte, registratore digitale davanti. Abbiamo una fototrappola alla nostra destra. In fondo, vicino alla porta, c'è un rilevatore di movimento. Fermo Diego con la gamba. Sì, giusto. Rilevatore di movimento. In fondo alla sala abbiamo una telecamera all'infrarosso. Di fronte a noi c'è un illuminatore. No, è questa allora perché è partito. Hai detto che c'è un rilevatore infrarosso. C'è un rilevatore infrarosso. Poi per terra c'è un telo steso con del talco per segnalare eventuali impronte, dovessero esserci, e abbiamo anche un nuovo strumento che sperimenteremo per la prima volta questa sera, che è il geofono. Praticamente ad ogni passo, come questo che adesso provo a fare, lui si illumina, ha un'alta sensibilità. Ok. With what you have, and then look for the other opportunities while you're still on it. Yeah, I think so. Come mai si è accesa? Cos'è? Chi c'è qui davanti a noi? Facci capire che sei qua con noi. Ti stai avvicinando allora? Prima eri in fondo, adesso stai arrivando a metà. Un po' alla volta ti avvicini. Puoi anche spegnerla anche se vuoi. Prova a spegnere la lampada. To bring their own soft drinks, and sometimes Come mai si è accesa? Cos'è? Chi c'è qui davanti a noi? Facci capire che sei qua con noi. Stai avvicinando allora? Prima eri in fondo, adesso stai arrivando a metà. Un po' alla volta ti avvicini. Puoi anche spegnerla anche se vuoi.
C'è qualcuno che ci sente attraverso questa radio o è qui davanti a noi e ci vuole parlare attraverso questa radio? Ho detto ciao. Ho detto ciao. Riesci a spegnere la pila qui davanti a noi? Puoi dirci il tuo nome o puoi dire i nostri? Non c'è neanche un carraresi che può parlare con noi? Odore da piante strane. Ci spostiamo nell'altra ala del castello. Nella sala di sopra c'è del vasi, vasellame, anfore. Cammina qui davanti a noi così vediamo che si accendono delle luci, oppure vicino a quella vetrina a destra in fondo c'è una lampadina e la puoi toccare, c'è una pila, la tocchi e lei si illumina. Bice, Eri tu che passeggiavi qua sopra prima? Oppure chi era qui?